La scorsa settimana si è tenuto un tavolo tecnico intersettoriale per la prevenzione della West Nile promosso dalla Regione Veneto, al quale hanno partecipato le US regionali, la Prefettura di Padova, l'Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Venezie, ANCI Veneto, il Consorzio Adige-Po e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Durante l'incontro la dottoressa Russo ha fatto il punto sull'emergenza, sottolineando che i casi sono in aumento, soprattutto fra le persone anziane, che le zone più colpite riguardano le province di Padova, Venezia e Rovigo. Il Consorzio Bacchiglione ha quindi avviato le operazioni di sfalcio aggiuntivo lungo gli scoli consortili delle zone individuate, azioni che sono state comunicate ai comuni interessati con una specifica nota. La siccità ha contribuito anche ad aumentare il rischio di contagio, in quanto non essendoci acqua che scorre si creano dei ristagni che favoriscono la trasmissione del virus, specialmente nei centri abitati, afferma Paolo Ferraresso, presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. La situazione è in evoluzione sotto stretto monitoraggio da parte di tutti gli enti competenti, in maniera tale da trovare soluzioni tempestive e coordinare al meglio le operazioni di intervento. Rinnoviamo il nostro appello, ha affermato appunto il Consorzio Bacchiglione, alla collaborazione da parte di tutti, anche dei privati cittadini, che provvedano a mantenere pulite le fossature private. Fondamentale la pulizia e la manutenzione degli scoli privati da parte dei singoli cittadini per evitare che si formano ristagni d'acqua, soprattutto nei centri abitati dove il rischio di contagio è più evoluto.